Telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo mazzarese che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Salvatore ed ha 22 anni. Ciao Salvatore. Ciao. Allora Salvatore, tu sei in cerca della tua anima gemella. Sì. Vai cercando la tua ragazza ideale. Come dovrebbe essere questa donna? Che genere di ragazza vai cercando? Bella, tutta anche 23-24 anni. 20... Cioè partiamo da una base, dai 20, facciamo dai 20 fino ai 25, va bene? 25, sì. Dai 20 fino ai 25. La vuoi di Mazzara stesso o Anche, la vuoi anche no, delle zone qualsiasi- limitrofe, non so, di Trapani, Marsala, per te va bene? Qualsiasi paese. Di qualsiasi paese. Non è la stessa cosa. Non è male. 40. L'importante è... Abbiamo anche qui un altro ragazzo che è in cerca naturalmente dell'anima gemella. Ciao, ti chiami tu? Giuseppe. Giuseppe, quanti anni c'hai Giuseppe? Io ho 46 anni, anche se non li dimostro. 46 anni, complimenti comunque, non li dimostri, è vero amici telespettatori, non li dimostra completamente. No. Giuseppe, di dove sei? Mazzara del Vallo. Di Mazzara del Vallo. E anche tu praticamente sei in cerca dell'anima Sono gemella? single attualmente. Sei single, sei in cerca della donna ideale. Della donna ideale, Allora, esattamente. Una cominciamo- vita questo. Certo. Cominciamo prima naturalmente con Salvatore e poi andiamo su te. Benissimo. Tu mentre ci vuoi fare compagnia, se vuoi. Esattamente. Magari potresti dare un consiglio, non so. Certamente. Allora, Salvatore, dimmi un po', come dovrebbe essere questa ragazza ideale che tu vai cercando? Parliamo innanzitutto del carattere, tu vai guardando in una donna l'aspetto fisico o il carattere? Ma il carattere. Il carattere, cioè l'aspetto fisico praticamente non ti interessa? È normale pure, giusto? Ti interessa pure? Normale, giusto. Secondo te qual è la prima cosa che conta, l'aspetto fisico o il carattere? Tutte e due cose. Tutte e due cose, giusto? Cioè tu prendi in considerazione tutte le due cose. Certo. Abbiamo detto l'età dai 20 fino ai 25, dovrebbe lavorare Anche se- Bene, 45 va bene. anche se è più grande lo stesso. Lo stesso, non ce n'è problema. Non è male. Ok, va bene, ascoltami, hai preferenza per le bionde, le brune, No, non so? come Cioè, basta che donna praticamente. No, da qualsiasi, non ce n'è problema. Mora, come chiede? Rossa. Come chiede? Le donne sono Perfetto, insomma basta che di sesso femminile per te va bene. Non è male, questo è Anche il per... trans Va pure bene. la No, questo non mi interessa. Va bene. Salvatore, ascoltami. Tu lavori? Sì, è un muratore. Tu lavori muratore, Muratore. sempre a Mazzara del Vallo. Sembra ammazzare, sì. Sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Sì, tutto. Perfetto, quindi ti puoi spostare tranquillamente. Sì, a posto. Va bene, ascoltami un'altra cosa. I tuoi hobby quali sono, Salvatore? Hobby vuol dire, non lo so, dipingere quadri. No, Io per esempio no. l'hobby della poesia. Cioè l'hobby, praticamente come passi il tempo in una giornata? Girare, giocare, macchinette, Ho capito, cioè ti passi il tempo praticamente esatto, in città, bravo. andando nei bar, magari Esatto, passando del tempo. questo. Che genere di musica ascolti? Commerciale, tutto quello che c'è. Cioè basta che musica praticamente tutto. ascolti, Sì. ti piace? Sì, Piatto napoletana, diciamo. la musica napoletana ti piace? Esatto. E quello è il cappello così inquadrano meglio. No, era per... Vabbè, Salvatore, che possiamo dire? Amiche telespettatrici, avete conosciuto Salvatore? Un ragazzo di 22 anni che è in cerca praticamente della sua anima Anima gemella. gemella, sì. Per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Salvatore, non possono fare altro che cosa? Che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Salvatore è qui, sta aspettando, per cui amiche telespettatrici interessate, telefonate, ok? A posto. Vabbè, Salvatore, cosa possiamo dire come ultimo messaggio alle donne che ti stanno guardando in questo momento? Che mi chiamano per questo. Perfetto, bel messaggio. Ok. Vabbè, amici telespettatori, amiche telespettatrici, passiamo all'altro cuore solitario. Giuseppe. Ciao Giuseppe. Io sono Giuseppe, sono di Mazzara del Vallo. Allora Giuseppe, abbiamo detto tu quanti anni c'hai? Allora, io ho 46 anni, Sei di Mazzara del sono di Vallo. Mazzara del Vallo, esattamente. Sei separato? Sono divorziato. Divorziato completamente. Divorziato, single Al 100%. al 100%. Stai da solo? Sto da solo. Quindi problemi non ne hai. non ne ho una puoi bella spostare? casa, sì, certamente. Perfetto. Allora, faccio il marittimo come professione, ho l'hobby della poesia, della scrittura, scrivo libri, mi piace molto leggere libri di fantascienza, quindi la donna non faccio problemi sull'età, perché Sì. le donne sono belle, non faccio problemi sia più piccola, più grande di me. Certo. Non faccio problemi di età, le donne è un mondo variopinto, perché c'è una pubblicità che dice che mondo sarebbe senza Nutella, diciamo che il mondo sarebbe senza le donne invece, Certo. saremmo persi. Che dire di altro? Di cultura deve essere naturalmente medio-alta, Certo.
a me mi piace molto il dialogo con una donna, È bello discutere. parliamo già chiaro, sessualmente valide, perché sennò finisce tutto il discorso. Come passi il tempo? Allora, il tempo prima di tutto a lavorare, poi il tempo da cui mi piace non sprecarlo, leggere libri o scrivere poesia, o comunque scrivere sei un qualche poeta. libro, esattamente. Cioè scrivi poesie d'autore, praticamente le scrivi tu. Bellissime per giunta, ne ho qui qualcuna. Le crei tu praticamente? Le creo io naturalmente. Oggi che è l'8 marzo è festa della donna, dedichiamo una poesia all'amore. Perfetto, allora dedicheremo queste poesie alle telespettatrici Alle donne, tutte le che ti telespettatrici, staranno seguendo, giusto? Certamente. Questa poesia si intitola Quando nasce un amore. Quando nasce un amore, per cui attenzione. È bello il finale perché poi all'ultimo Certo. di ogni amore, quello che ti lascia sono stalattiti nell'aria. Certo. Ti lascia sempre qualcosa, l'amore, qualcosa di bellissimo, anche se poi si tramuta. Nell'amore è bello spremere tutto il succo come un limone e ricordarlo anche nella sua bellezza di quello che è stato, anche se a volte finisce male, però il bello è quello che è stato. Certo. Allora, questa è la poesia. Ascoltate, amiche telespettatrici. Quando nasce un amore, ragnatele bagnate, intessute pian piano, fili di seta che ti strappano il cuore, voli di farfalle che si librano nell'aria e ti portano via, su, in alto, nel cielo, a vivere un dolore, a respirare senza fiato. Lì, innanzi a lacrime d'arcobaleno non ne vedi i colori, paura nel cuore al galoppo, spruzzato di bianca farina che ti innevano gli occhi. E vorresti spiegarti quel che provi dentro, così, senza riuscirci, con le lacrime al volto, sublimato e impalpabile al tempo, così ti ci incanti, come il cielo tempestoso carico di pazze nuvole che si scontrano e rincorrono all'aria infusa. Paura che non sai spiegare, colpe che non sai chi dare, inebriato, confuso, spaventato vorresti scappare, incantato tocchi, vorresti toccare e tocchi e stai lì a guardare, tutto lì, senza che puoi toccare, senza che puoi spiegare la paura che vorresti urlare. Grida senza fiato e respiro, senza aria, perché una goccia d'aria non ti rimane e vorresti fuggire spaventato dal tempo. Tutto lì e stai a guardare, lacrime che bagnano ragnatele, fatti di fili di seta invisibili e lucenti, piene di brillii, a volte in gocce di rugiada, lacrime del cuore che ti sporsi a capire, a guardare senza capirti né capire che succede, così impari a volare, in mezzo a nuvole pazze che scappano via, in un arcobaleno avvolto da ragnatele di seta, bagnate d'amore, e ti chiedi se è vero, se è quello che vivi amore, se il tuo pianto è davvero nel cuore e il tuo fiato è davvero senza parole, in mezzo a voli di farfalle incantate, stalattiti nell'aria, quando nasce un amore, voli senza respiro, senza anima e cuore, stalattiti incantate nel tempo. Incredibile. Incredibile, complimenti davvero. E questa l'hai creata tu? Io da piccolo che scrivo Ma tu poesie, sei un fenomeno, ne ho scusa. scritto migliaia. Oltre tu praticamente a scrivere le parole belle, le dici anche in un modo stupendo. La Complimenti. poesia bisogna anche Davvero, interpretarla. sì. Bravo completamente. Prossimamente, se ci vediamo te ne dirò qualche altra. Le dirai, sicuramente ci sarà occasione di dirle sicuramente a qualche Certamente. telespettatrice che ti telefonerà, perché ti telefoneranno sicuro. Spero mi telefonate in tante. Vabbè, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Giuseppe, abbiamo detto 46, giusto? 46 anni. 46 anni di Mazzara del Vallo, che è in cerca della sua donna ideale. Sia d'età più piccola, abbiamo detto, sia d'età più a partire grande. da quanto? Non importa l'età. Non importa, quindi dai 20 a salire. A salire, non c'è Perfetto. problema. Dai 20 a salire. Giuseppe va cercando la sua anima gemella per sistemarsi, per cui per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Giuseppe non possono fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E telefonate perché Giuseppe si sente solo, giusto Giuseppe? Ti vuoi sistemare e si vuole creare una famiglia, giusto? Grazie a tutte voi. Un ultimo messaggio che possiamo dare alle telespettatrici quale sarebbe? Auguri dell'8 marzo, oggi festa della donna, spero che la mia poesia a cui vi ho dedicato vi sia piaciuta e vi aspetto, telefonate in tanti. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Giuseppe. Ciao. Ciao. Oh yeah!